Nell'ambito di un ampio piano di ammodernamento della presenza in Sicilia, il gruppo ERA apre un nuovo sportello a Raffadali in sostituzione del precedente Con Energia, dedicato alla consulenza dell'energia sostenibile per le famiglie. Il gruppo ERA arriva in Sicilia oggi a Raffadali con la prima inaugurazione attraverso il suo know-how, e cioè la presenza fisica, canale diretto di contatto con i clienti, di prossimità al cliente per accompagnarlo nelle scelte migliori, e poi attraverso la scelta dell'energia green. Nell'era della transizione energetica ed ecologica, il gruppo ERA ha scommesso sul green. Quanto è centrale la prossimità fisica al cliente nel modello ERA? Non è centrale, è fondamentale, è tutto. È il modello tradizionale di espansione e di presenza sul territorio del gruppo ERA, perché riteniamo che oltre ai canali indiretti comunque la presenza fisica sia un valore aggiunto non solo per la società ma soprattutto per il cliente. A Raffadali lo facciamo con un nostro partner imprenditoriale molto importante, che conosce bene il territorio e che accoglie i clienti nel modo migliore. Guardi, noi predileggiamo la consulenza all'attività squisitamente commerciale, quindi oltre ad avere tariffe molto competitive nel mercato libero, prezzi fissi, variabili, vogliamo che il cliente sia consapevole della propria scelta. Bocca al lupo a Francesco. Grazie. In cosa consiste il diario dei consumi? Col diario dei consumi, appunto, scaricando la nostra app e i servizi accessori, si ha la possibilità di tenere sotto controllo i consumi, quindi diciamo attraverso l'app si sa quanto si sta consumando, c'è uno storico e si ha la possibilità di toccare con mano quanto e quando si è consumato.